Ascoltami. Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Buongiorno a tutti e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con un protagonista della politica, dell'attualità, del giornalismo. E oggi siamo molto contenti di avere con noi Paolo Del Debbio, giornalista, saggista, conduttore TV, autore di un libro che avrà una parte rilevante nella nostra conversazione, che dovrebbe essere già collegato con noi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo e grazie di essere ai microfoni di Radio Libertà. Grazie a voi. Senti, io partirei proprio, come dire, dall'anniversario imposto dal calendario, Sì. che c'entra ovviamente col tuo libro. Il tuo libro, ricordiamolo, uscirà il 9 aprile, se non sbaglio, Sì. In nome della libertà, la forza delle Sì. idee di Silvio Berlusconi, PM editore. Allora, 30 anni fa esatti più o meno, succedeva che si schiantò una gioiosa macchina da guerra. La gioiosa macchina da guerra, come dire, del PC-PDS, che in teoria, diciamo per abbandono forzato dell'avversario, doveva approdare trionfalmente a Palazzo Chigi e che invece fu sconfitta da un partito creato in pochi mesi e da uno schieramento politico, diciamo, formalmente inventato in pochi mesi. Ora, visto che tu, e poi lo indagheremo, hai avuto un ruolo attivo in questo tornante storico a tutti gli effetti, ma e poi lo indagheremo bene. Come prima cosa volevo chiederti, ma com'è stata possibile una cosa così controintuitiva? Com'è che è successo? Ma è successo che c'era un popolo che non aveva più riferimento, come è noto, perché Tangentopoli aveva spazzato via tutto il pentapartito, il che assommava varie decine di milioni di persone e quindi c'era tutto un popolo che non aveva più riferimenti culturali politici. E quel popolo, su l'intuizione del Cavaliere, andava rappresentato da un polo unitario, altrimenti i singoli partiti, diciamo, o partiti o quel che rimaneva o nuove formazioni si sarebbero schiantate. Invece tutti insieme con un nuovo partito ci sarebbe stata la possibilità di raccogliere questi elettori senza più riferimento e probabilmente vincere. Come in effetti fu. Una contrapposizione che fai, che secondo me è molto importante, ci dice molto anche dell'oggi, è che probabilmente per quella vittoria appunto così controintuitiva fu molto importante diciamo avere delle idee e anche degli ideali, parola di cui non bisogna vergognarsi con come dire falso cinismo, rispetto a delle ideologie. Questo fu un segreto di allora e probabilmente quello che la diversità che il centrodestra deve tenere sempre presente? Beh, secondo me sì, perché l'ideologia si logora col tempo, perché l'ideologia grosso modo è un'idea che la società debba avere un certo assetto, che debba essere organizzata in un certo modo. D'altra parte invece l'ideale della libertà sa che la società può auto-organizzarsi e lo fa bene, e il compito dello Stato è assicurare alcuni principi saldi, la libertà di impresa, la libertà di varie libertà, ma anche la libertà del bisogno, dal bisogno, scusa, e quindi è un ideale che, rifacendosi alla persona in quanto tale e ai suoi diritti, è un ideale che non è, diciamo, verso il quale e per il quale i vari progetti politici che puoi fare, le leggi eccetera, sono tutte tappe di avvicinamento all'ideale, ma sai bene che quell'ideale lì compiuto sulla terra, diciamo, non sarà mai, no? Non sarà mai che non c'è un povero, non sarà mai che non c'è un delinquente, non sarà mai, eccetera. Ecco,
questo ti pone maggiormente libero anche nel governo di scegliere di volta in volta gli strumenti senza essere legato a un'ideologia che ti costringe ad usare degli strumenti piuttosto che un altro. Insomma, ecco, è un ideale di libertà che prende un po' tutto il programma e tutto anche i progetti politici, insomma. A proposito di progetti politici, ma tu che ruolo avevi esattamente allora? Come ti ricordi personalmente quel momento? Come l'hai vissuto? Ma personalmente mi fu chiesto da Berlusconi di occuparmi di scrivere il programma. Naturalmente io mi aiutai con l'aiuto di un gruppo di intellettuali che descrivo nel libro, mi aiutai rifacendomi alla tradizione liberale italiana che era presente in parte in alcuni partiti tipo Rosselli, il socialismo liberale, oppure Einaudi, il liberismo cattolico, oppure Luigi Sturzo, il rapporto tra Stato e mercato, Ezio Vanoni come modello della riforma fiscale che vale anche oggi. Se si facesse quella di Vanoni andrebbe molto bene. Ecco, io mi rifeci a un filone che aveva attraversato la storia italiana e che poteva essere, però bisognava fare un'operazione che fu quella che indicò con intuizione geniale Berlusconi, e cioè mi disse: guarda, i valori liberali è tutto, no? Bisogna però uscire da quella posizione elitaria che ha avuto la cultura liberale in Italia e diventare una cultura popolare. Come si fa? Si fa facendo capire alla gente che quegli ideali rappresentano dei vantaggi nella loro vita quotidiana, tipo diminuzione delle tasse, tipo libertà dalla paura, eccetera, eccetera. Quindi scusami, tutto questo lavoro, come dire, a monte, no, per poi far accadere questa cosa del marzo 94, smentisce la retorica del partito di plastica, cioè altro che partito di plastica. No, io partito di plastica un tubo, un partito di roccia, basato sulla roccia di questa tradizione. Io non è che scrissi mi feci aiutare a scrivere un programma di marketing, io scrissi un programma politico, cioè dove naturalmente si teneva conto di questa tradizione e si tentava e si applicava alla situazione attuale. Tra l'altro, rileggendolo, mi sono anche un po' sorpreso da me stesso, perché è attualissimo, nel senso che, a parte che oggi c'è l'euro e allora c'era la lira, a parte che non c'erano quelle guerre in corso, ma questi sono fatti, però l'euro è un fatto strutturale, gli altri sono fatti contingenti, è cambiata la geopolitica, d'accordo, però anche lì ci aveva visto giusto con Pratica di Mare. Quindi diciamo che, esclusi alcuni elementi contingenti, è di un'attualità assoluta quel programma. No, sono d'accordissimo, e diciamo che sintetizzando, no, in una formula, è di estrema attualità la parola d'ordine della rivoluzione liberale. In questo senso Sì. posso dirti, cioè, proprio perché io sono innamorato di questa parola d'ordine, possiamo dire anche che ci sono stati dei momenti in cui siamo stati parzialmente delusi, no? Diciamo, ma proprio perché appunto innamorati di questo obiettivo. Ma a questo proposito vorrei riferirti un aneddoto che mi ha raccontato un grosso imprenditore milanese, che nel 94 appunto credeva a questa parola d'ordine e fece il sottosegretario nel governo Berlusconi del 94. Quindi lui scende a Roma proprio con la voglia, proprio l'ansia quasi di realizzare la rivoluzione liberale. Arriva al ministero, la prima persona che incontra è il super capo di gabinetto della struttura, che la prima cosa che gli dice è: dottore, si ricordi che lei passa, io resto. E questo non è un problema, come dire, che ci trasciniamo e che spiega molto, no, se vuoi, della resistenza del sistema a quella rivoluzione liberale. Ma lì purtroppo, Giovanni, sono cose vecchie, nel senso antiche, nel senso che la presa delle case matte, come diceva Gramsci, in Italia ha funzionato, cioè poi va scemando, ma insomma
hanno piazzato i loro uomini nei ruoli chiave. Questo purtroppo il centrodestra lo fa sempre con fatica, perché si trova all'ultimo momento, come quando deve scegliere i sindaci, non ha uomini, perché sono cose che vanno preparate nel tempo, sceglie personaggi, si inventa personaggi che poi dopo, come a Roma e Milano, fanno una catastrofe, insomma, ecco. E questo vale anche per i funzionari dello Stato, vale per gli apparati pubblici, vale per i professori universitari, vale soprattutto per il diritto, che è fondamentale. E quindi, voglio dire, è una cosa che ci vorrebbe domani, ma ci vogliono 10 anni per formarla, capito? E tutte le volte ci si trova che manca personale politico all'altezza. Purtroppo qualcuno c'è anche in questo governo che non è proprio il massimo, però se non si parte mai non si arriva mai. Questo è fuori di dubbio. Tra l'altro abbiamo fatto cenno a delle, come dire, lacune o parziali delusioni. Io devo anche però citarti quella che secondo me è come dire, una grandissima riforma realizzata quasi praticamente con la vittoria del 94, che ha fatto solo bene al sistema italiano, e cioè sostanzialmente il bipolarismo. Cioè io credo che l'eredità di Berlusconi, ovviamente in prima istanza è quella di Forza Italia, nessuno lo nega, ma è anche riduttivo fermarla lì, cioè proprio l'esistenza di qualcosa come il centrodestra, e quello rimane una riforma epocale realizzata. Sì, perché poi ci lega l'idea che nel 94 era il programma di elezione diretta del Presidente della Repubblica, che io preferirei a quella del Premier. Nettamente. E al federalismo non secessionista, ma diciamo differenziato. Ora poi vedremo l'applicazione di questa legge, perché ci sono punti chiari e punti oscuri. Comunque sia, bipolarismo, presidenzialismo e federalismo sono una cosa unica, cioè Berlusconi aveva avuto questa intuizione, dopodiché le cose sono andate come sono andate. Certo, ci sono state le resistenze, ma insomma un'autonomia portata seriamente fino in fondo potrebbe essere un pezzo di quella cosa che Berlusconi intuì nel 94. Potrebbe essere un pezzo, sì. Senti, volevo chiederti invece una cosa più personale, ma che in realtà dice molto dell'uomo, e per spiegare il 94, secondo me ovviamente l'uomo conta molto. Il tuo libro, lo sanno tutti perché sono state anticipate dal Corriere della Sera e se ne è giustamente parlato molto, riporta anche sostanzialmente l'ultimo scritto di Silvio Berlusconi. Sì, che sono queste lettere alla fine. Appunti su Forza Italia, sì, ed è significativo che negli ultimi attimi, negli atti, nei momenti, nel tempo, nell'ora che ha preceduto poi la morte, abbia voluto lasciare un messaggio per Forza Italia, avrebbe voluto lasciarlo per Mediaset, per chiunque altro, no? Un messaggio alla famiglia, che ne so. Per il Milan, dico io. Per il Milan, esatto, si è quello del Monza, insomma, e si è invece concentrato proprio sulla sua eredità politica, e che è un atto che gli fa onore, insomma. Indubbiamente. Senti, quando poi poco dopo che ha vergato questi ultimi appunti, quando è scomparso, si è anche si è rilevata una grandissima onda di affetto, proprio empatia con l'uomo e con le idee, ma anche per converso ovviamente delle dosi di bile, di odio fuori controllo. Cioè Marco Travaglio arrivò a dire che con lui il porco è diventato bello. Perché ci fu quest'odio anche nel momento supremo della tragedia? Perché ha scatenato quest'odio? Neanche diciamo quello che una volta si chiamava l'onore delle armi, no? Esatto. Cioè, il nemico è morto, gli si rende onore, si sta zitti, si rispetta come nella cavalleria, per un giorno si sta zitti, poi si ricomincia la polemica. E d'altra parte Marco Travaglio la vede così, si sa da sempre, da quando ha scritto i libri, da quando ha fatto gli articoli, e quindi è uno che poi diciamo dal suo punto di vista è coerente, cioè quando parla male in vita ne parla male anche quando sono morto. Ognuno, sai,
ognuno è fatto un po' come è fatto, insomma. Certo, questo è fuori di dubbio. A proposito di ognuno è fatto come è fatto, io ho sempre trovato, diciamo, una metafora bellissima, no? Esplicativa di quella stagione, del berlusconismo, diciamo, al suo meglio, l'immagine del sole in tasca. Volevo capire se eri d'accordo e se ce la puoi spiegare, perché sembra una cosa così letteraria. Il sole in tasca vuol dire andare sempre con l'ottimismo, con l'impegno, voglio dire, costante, con un'ampia dose di, come potremmo dire, di non utopia, ma di essere visionari, guardare il futuro, non fermarsi al presente, allo status quo, ma vedere come si può cambiare e soprattutto non fermarsi mai. Ecco, questo perché il sole non tramonta se uno ce l'ha in tasca, e quindi non tramonta l'impegno, non sei mai arrivato. Ecco, questo è il punto. Questa è una grande lezione sicuramente. E senti, questa diversità quasi antropologica, no, che Berlusconi innestò nel corpaccione della politica italiana, per me è rappresentata al massimo grado dal famoso confronto con Occhetto, no? Che è il vecchio, come dire, funzionario comunista che si presentò con questa improbabile giacca marroncina e cravatta grigiastra, più o meno. Sì, lì è quello di Mentana, insomma. Esatto, ma voi realizzaste in diretta che c'erano proprio due mondi, no? Lo capiste in diretta? Era un mondo che stava morendo e un mondo che stava nascendo. L'uno aveva la pelle corrugata e l'altro, Forza Italia, aveva la pelle del bambino, cioè di quello che nasce, insomma, no? Quindi era evidente, no? La diversità di prospettive, insomma. Ecco. Sì, era rappresentata fisicamente, diciamo. Sì, esatto. Senti, avresti, come dire, voglia di condividere con noi, con i nostri ascoltatori, un tuo ricordo particolare, non so se dell'ultima stagione o quello che ritieni, un tuo ricordo che racconta bene cos'era Berlusconi? Il ricordo più grande, cioè ce ne sono molti, ma insomma quello che è più vivido è certamente quello del 93, quando intorno a novembre mi chiamò per chiedermi di scrivere il programma. Io avevo 35 anni, 34 anzi, sì, avevo cognizione della tradizione liberale italiana per vari motivi, insomma la conoscevo, ma non è che avessi scritto mai un programma o avessi fatto politica, quindi questa fiducia estrema che lui dette a un 34enne dopo aver parlato 10 minuti insomma per me fu una cosa meravigliosa, nel senso che mi trovai difficilissimo, cioè che mi faceva tremare le gambe, ma insomma che però cioè ricevevo fiducia da un uomo che non era, ecco, proprio, diciamo, l'ultimo degli arrivati, ecco, insomma. Certo. E tra l'altro un altro luogo comune da smentire è che quella stagione era culturalmente rigogliosa, no? Cioè, io mi ricordo i professori, Martino, Vertone. Questi arrivarono, questi poi arrivarono dopo, sì. Lo stesso Giuliano Ferrara in un ruolo importante, cioè c'era no, un discorso anche culturale. Questo discorso con te si è perso, va ripreso, o come si può attualizzare, perché siamo comunque 30 anni dopo? Ma sai, ora non essendoci più il leader, o si attaccano ai contenuti o si attaccano al tram, cioè non è che, come gli disse De Mita in un famoso trasmissione di Vespa a De Mita, cioè no, Bossi a De Mita, tacches al tram, gli disse, capito? Quindi che certo Tajani è un uomo che è apprezzato per la sua moderazione, per la sua anche
chiarezza nell'indicare gli obiettivi politici anche internazionali. Quindi voglio dire, c'è un uomo che però certo stesso mai penserebbe di avere la leadership di Berlusconi, per cui la parte diciamo contenutistico-comunicativa diventa fondamentale e anche organizzativa, e quindi è così. Certo, ma a tal proposito allora diciamo si impone la domanda delle domande, che però ha un doppio senso, la domanda delle domande è: ci sarà mai un altro Berlusconi, un erede? Che però può voler dire sia erede appunto di questa stagione, erede politico-culturale, che forse, non so, anche erede nel senso genealogico, cioè nel senso stretto familiare. Come la vedi? Ci sarà mai un altro Berlusconi? Non so rispondere né all'una né all'altra domanda, cioè un altro Berlusconi non lo so, perché non ne nascono moltissimi da tutte le parti, non solo, voglio dire, a destra, insomma, quando ci sarà un altro Berlinguer, ci sarà, non lo vedo, ecco, diciamo, quando ci sarà un altro Craxi, ma non li vedo, ecco, all'orizzonte. Però sulla famiglia, secondo me, io mantengo quello che dicono loro, cioè che devono tirare avanti le aziende, perché metti che uno dei due vada via, e chi le tira avanti le aziende? Cioè, che le lasciano solo al management, insomma, non mi farebbe, io sconsiglierei, ecco. Sì, beh, chiaro, molto chiaro. Ma a proposito di azienda, è vero che raddoppi lo spazio, come dice il Fatto oggi, per tirare la volata? Sì, vabbè, la volata, io le volate non le faccio perché non c'ho neanche il fisico, e noi quindi non tiro nessuna volata, semmai la tirano gli altri e io mi diverto a guardarla. E quando c'è il Giro d'Italia, e quindi voglio dire, non è che tiro la volata, è che si era detto all'inizio dell'anno, infatti l'avevo fatto anche in autunno scorso, 10 puntate alla domenica, e si era già detto che le avrei fatte anche quest'anno 4 domeniche, cioè il 7, il 14, il 21 e il 28 di aprile, quasi i numeri da mettere all'otto, e insomma questo è quello che avverrà. Poi le volate si vedrà. Io invito sempre tutti, e non ho mai avuto richiami da nessuna autorità sul bilanciamento, diciamo, par condicio della mia trasmissione, mai in assoluto. Non ho pagato mai una multa, Mediaset non ho pagato mai una multa per la mia trasmissione, forse per altre, per la mia no. Quindi io sono tranquillo come un pesce che è nell'acqua. Tra l'altro, essendoci stato qualche volta, confermo assolutamente questo approccio. Senti Paolo, io ti ringrazio molto di essere stato ai nostri microfoni, e spero di risentirci presto. Buon lavoro. Molto volentieri. Ciao Giovanni. Ciao Paolo, grazie. Avete ascoltato Parlando Liberamente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.